A Jesolo in autostrada sarà SIS, la concessionaria della Pedemontana, a realizzare la Via del Mare, la superstrada a pagamento che promette di far evitare la coda per il mare di Jesolo passando per il nodo di Caposile tramite le strade urbane. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 14 ottobre 2022, la prima notizia del giorno riguarda la Via del Mare, il collegamento autostradale verso Jesolo, una strada che verrà realizzata da SIS, il consorzio che sta in questo momento completando la Pedemontana. Infatti ha vinto anche la gara per realizzare il tratto della 4 a Meolo saltando il nodo di Caposile, poco meno di 19 km per 200 milioni di euro. L'articolo di Cristina Giacomuzzo sul giornale di Vicenza di oggi, con anche il commento del presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che è splatter, dice: riesumato un altro cadavere eccellente. Ma noi voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Andiamo a Treviso, la notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi nella sezione attualità: telefonini vietati a scuola anche per docenti e bidelli. Linea dura in un istituto di Treviso che ospita 4 elementari e una scuola media. La direttrice dice: gli adulti devono dare l'esempio anche durante la ricreazione. Quella del telefonino infatti è una regola che non sempre viene applicata. Sono molti gli istituti che da tempo hanno reso obbligatoria per gli studenti la consegna del telefonino all'ingresso a scuola, come peraltro previsto da una serie di normative, ma finora docenti e personale erano esentati. Invece in questa scuola trevigiana l'uso sarà consentito solo ai coordinatori di ciascun plesso per essere sempre raggiungibili in caso di necessità. E allora la controproposta del sindacato, che dice invita a non utilizzare il telefonino anche il preside, dice: non lo utilizzi neanche il preside, ci sono già ovunque i telefoni fissi di servizio. Una provocazione oppure una proposta di cui il sindacato è convinto? Difficile dirlo, vedremo questa vicenda come proseguirà. Il dibattito si preannuncia interessante. Dibattito sicuramente interessante quello che si sta sviluppando attorno alla questione ormai datata della autonomia. Se ne parla un po' in tutti i quotidiani locali e se ne parla perché ieri, come anche abbiamo raccontato nell'ultima puntata di Sveglia Veneto, il parlamentare leghista Massimo Bitonci, vicinissimo a Salvini, ha criticato Zaia sostanzialmente dicendo che è un errore chiedere tutte le 23 materie previste dalla Costituzione per l'autonomia regionale, bisognerebbe procedere invece gradualmente. Questo ha detto Bitonci. Naturalmente si è scatenato un putiferio soprattutto all'interno della Lega, e quindi per esempio leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi: rissa Lega, autonomia light, mai meno di 23 materie. A uscire oggi è il capogruppo della Lega in regione, Alberto Villanova, che si scaglia contro Bitonci, suo collega di partito. Dice: nessun passo indietro. Appunto il Corriere del Veneto ricorda cosa aveva detto ieri Bitonci: tecnicamente nel momento in cui chiedi 23 materie in un anno è difficile, ripartiamo dalla legge quadro. Questo il virgolettato di Bitonci. Abbiamo sul Corriere del Veneto anche le dichiarazioni di Martella, segretario del PD del Veneto, dice: finalmente hanno capito. Poi abbiamo anche Flavio Tosi, parlamentare di Forza Italia, eletto a Verona, già sindaco appunto del capoluogo scaligero e un passato nella Lega. Dice: probabilmente ha ragione Bitonci, meglio quindi procedere per gradi. C'è poi la dichiarazione di De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, che dice che il suo partito è pronto a parlarne per capire se la tal competenza è bene darla a regione, provincia o comune. Una dichiarazione questa piuttosto generica e anche confusa, nel senso che la Costituzione parla chiaro di competenze
che legislative che sono ripartite tra Stato e regioni, non certo province e comuni. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: le tensioni nella Lega, autonomia 23 materie come promesso ai veneti. Sono di nuovo le dichiarazioni di Villanova che ribatte a Bitonci: è previsto dalla Costituzione, se non ci crede lo dica. E a Padova Boron, altro leghista, chiede ai candidati segretari, perché c'è il congresso della Lega in corso, di mostrare i conti delle elezioni. Il deputato Bitonci aveva criticato la strategia di Palazzo Balbi, quindi di Zaia, della giunta Zaia, e aveva detto la strada giusta è la legge quadro. Ancora sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, una grande fotografia di Zaia con in mano una bandiera del leone e appunto un'intervista di Laura Berlinghieri ad Alberto Villanova, capogruppo della Lega in regione. Non sono fiducioso, dice, non essendo a Roma, di conseguenza non so come stia andando, fa un po' lo gnorri insomma Villanova. Autonomia, no giochi al ribasso, subito 23 materie e senza passi indietro. Risponde non solo a Bitonci ma anche a Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna. Villanova dice: per Bonaccini siamo secessionisti, facciamo quanto prevede la Costituzione, insomma il solito mantra dell'autonomia prevista dalla Costituzione. Chiudiamo questa puntata con due notizie flash. Si tratta del caro cioè della crisi energetica, del caro bollette, quindi la storia di due comuni, il primo nel bellunese Limana, dove le strade restano al buio e il primo cittadino invita gli abitanti del paese a indossare i giubbini catarifrangenti, perché appunto le strade saranno buie per la decisione del comune di ridurre l'illuminazione pubblica per appunto risparmiare sui costi dell'energia. Da Limana in provincia di Belluno a Limena in provincia di Padova, dove il comune contro i rincari regala la legna ai cittadini, 250 quintali per 60 famiglie. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana. Noi come sempre torniamo a sentirci lunedì mattina.